ho appena presentato una interpellanza al presidente Zaia sul voto degli italiani all'estero. Ci risulta che ci sono quasi 5 milioni di italiani residenti all'estero che possono votare alle elezioni italiane, ma votano in un modo che non garantisce nessuna regolarità, perché vengono spedite le buste a casa con le schede, uno la può prendere, non la può prendere il figlio per il padre oppure il vicino per quell'altro, può votare chiunque, non c'è nessun controllo. Noi abbiamo testimonianze di casi di persone che hanno votato per altre persone, sappiamo che succede che se gli italiani residenti all'estero che cambiano residenza non comunicano il cambio di residenza, le schede arrivano dove abitavano e possono votare spagnoli piuttosto che inglesi, piuttosto che islandesi, al posto degli italiani. Questa è una prassi che è assolutamente irregolare, che non garantisce la certezza del voto. Si tratta di 5 milioni di italiani. Allora, la questione è stata molto grave per quanto riguarda il referendum delle trivelle, dove si è verificato un po' di tutto, ma siamo ancora più preoccupati per il referendum per la riforma costituzionale, perché lì non c'è il quorum e 5 milioni di voti possono far cambiare l'esito della questione elettorale, delle votazioni. Allora noi chiediamo che Zaia si faccia interprete di questo problema e che chieda al governo una soluzione, perché a queste condizioni gli italiani all'estero non possono votare, ne va della certezza del voto. O si trova un sistema più sicuro di voto, oppure bisogna che questi non votino, perché è una questione dirimente. Andiamo a cambiare la Costituzione, quindi le regole del gioco per il Paese, e le possiamo mettere in mano a persone che non sono addirittura cittadini italiani, oppure può succedere che ci siano persone che votano per altre persone. È inaccettabile, non può succedere.